Completare il parcheggio di Piazzale Rosselli, troppo bello per essere vero. È questo il commento degli agrigentini a proposito del pluripiano del quale ci eravamo occupati dopo la diffida del comune alle ditte di riprendere i lavori entro 10 giorni. Al comune avevano fatto però i conti senza l'oste, visto che a poche ore dalla diffida dell'ufficio lavori pubblici da parte delle ditte interessate è arrivata la risposta non proprio inaspettata, che non lascia alcun dubbio sul destino della struttura. Praticamente a rescindere il contratto, minaccia lanciata dal comune di Agrigento all'indirizzo delle imprese, ci avevano pensato anche i titolari delle stesse imprese, finite nel mirino della prefettura con una informativa antimafia assolutamente infondata, firmata dall'allora prefetto Ferrandino. Da qui il blocco dei lavori e il tempo trascorso inutilmente con la struttura trasformata in un bivacco per senza tetto e un ricettacolo di rifiuti. E purtroppo così sembra destinata a rimanere, dal momento che non si è cercato il dialogo con chi ha subito il danno, ma si è voluto forse forzare la mano senza prendere in considerazione, come sostengono le ditte interessate, le richieste per il riconoscimento del danno subito. Quello che serve a questo punto è ragionare sul modo di come arrivare al completamento dei lavori. Intanto del danno che si ripercuote sicuramente sulla città, secondo l'opinione della gente, dovrebbe rispondere direttamente chi l'ha causato dall'alto del suo ruolo.